Dal lunedì 3 novembre partiranno i lavori di ripristino del cavalcavia sulla statale regionale 348 Feltrina a Cornuda, danneggiato dopo l'incidente dello scorso aprile. Veneto Strade annuncia la chiusura totale della strada provinciale 84 di Villa Barbaro fino al 31 dicembre, con deviazioni per gli automobilisti. Penso anche a chi deve recarsi al quartiere del Piave avrà un allungamento dei tempi di percorrenza credo significativo. Per questo sono già state poste delle segnaletiche in luogo che invito ad osservare e che invitano praticamente a utilizzare la feltrina in modo tale da evitare di intasare i centri cittadini. Siete un po' preoccupati? C'è un po' di preoccupazione perché è una strada ad alta percorrenza, il cantiere durerà fino a fine anno, ma noi abbiamo l'auspicio che possa riaprire la strada possa riaprirsi prima di Natale, in modo da consentire gli spostamenti in un periodo particolarmente intenso dell'anno. L'intervento, necessario per garantire la sicurezza della struttura, riguarda il cavalcavia all'altezza del chilometro 1+700, dove da mesi il traffico era regolato da un senso unico alternato. Le operazioni si svolgeranno dalle 8:30 del 3 novembre alle 17:30 del 31 dicembre 2025. Agli automobilisti dite portate pazienza. Noi chiediamo grande collaborazione e senso di responsabilità, ma anche invito tutti a prestare attenzione soprattutto nei primi giorni di cantiere, perché potrebbero verificarsi dei disagi importanti, quindi chiedo a tutti di pazientare, ma anche di prestare molta attenzione.